Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al santo canale di Palermo e Vis Palermo Fortitudo Bagheria. Siamo nella 24esima giornata del girone B del campionato Under 17 siciliano, che è andato sopra il proprio avversario in maniera regolare. Lanciato la Rosa entra in area, il tiro di La Rosa centrale per Mazzola, ancora buona La Rosa, il gol della Fortitudo Bagheria con Diego La Rosa. 1-0, si sblocca questa partita per la squadra di Tarantino all'interno dell'area di rigore. Parte il pallone basso, lei va via in questo modo Liga, poi conclusione da fuori oltre la traversa, il tentativo di Mauro. Esce Mazzola, c'è Ribaudo che potrebbe tirare, deve ancora disfarsi di qualche avversario, ma niente da fare. Altro recupero, Piraino, oltre la traversa anche lui. Prolungamento, solito a cercare Piraino, Ribaudo, si muove anche La Rosa. Ribaudo vuole andare lui, centrale. Ancora Ribaudo, evita Costa, Ribaudo imbucata, c'è lo spazio per calciare, Flamia, bloccato da Mazzola. Solito schema, con il pallone in mezzo direttamente in porta. Magia della Vis Palermo. Visconti 1-1, capita lì a Leonardi. Azione che però non è finita. Livigni in mezzo, colpo di testa ad anticipare tutti. Visconti, doppietta rapidissima. Il gol della Vis Palermo. Situazione ribaltata in poco tempo. Visconti. Partita che si fa adesso più interessante di conseguenza. Il cross in mezzo, arriva tutta Montalto, calcia Montalto, respinge Mazzola. Squadre un po' larghe, anche in questo caso Ribaudo salta gli avversari, pallone per La Rosa, posizione regolare, ancora La Rosa, quasi entrato in area di rigore, salta fuori un altro avversario, l'uscita di Mazzola, Ribaudo se la deve sistemare destro-sinistro, ancora Ribaudo! Ribaudo, sempre spalla alla porta, si gira, il passaggio di ritorno per Montalto, pallone messo dentro, Mazzola non riesce a respingere del tutto, la conclusione da parte di La Rosa, il 2-2 della Fortitudo Bagheria, il gol, la doppietta di La Rosa. Pallone in mezzo sul secondo tap-in, voluto da Flamia, a un passo dal segnare il gol del 3-2. E cambio! Conclusione da fuori, Ribaudo, si distende Mazzola. Ribaudo, tanto lavoro, tanti dribbling della sua partita, ne salta un altro, esce Mazzola. Da una parte la doppietta di Visconti, dall'altra la doppietta di La Rosa, che sale, allarga, Montalto riceve, mette dentro, deviazione. De Giorgi, niente da fare, c'è La Rosa in velocità, ancora La Rosa verso l'interno, La Rosa, Mazzola con il piede, calcio d'angolo. Pallone basso, si cerca il tiro in porta da parte di Marchese, ma c'è il triplice fischio ufficiale, 2-2. Bella partita tra Vis Palermo e Fortitudo Bagheria.